come avete sentito, soprattutto nella fase iniziale, è un po' un'interpretazione di chi ha armonizzato questo canto, magari pensando all'avvicinamento alla mattina presto, magari con la nebbia, in barca. Ecco, questo è un po' un'interpretazione che ha dato l'armonizzatore, che anche il nostro maestro nel dirigere dava questo senso. Ecco, io ho finito, ringrazio tutti di questa vostra presenza, vedo molto numerosi, ringrazio e alla prossima volta se ci sarà il caso. Lei è l'ultimo dei battipali? No, è il penultimo. Mai dire l'ultimo. Sempre anche le ombre, mai l'ultima, sempre la penultima. Vabbè, buonasera a tutti e sono emozionato perché canta su una pinestrina, diciamo. Me l'ho trovato per caso perché nato a Pellestrina, facevo la stradina per andare a scuola. Qua si parla di Calafati, diciamo. Mi è stato impresso, andando a scuola, vedevo questi signori seduti che facevano il Calafà, perché a Pellestrina avevano l'appalto che facevano i portoni, quelli del CTV, il legno. Allora, vedere questi, io li chiamavo vecchietti, che con questa stoppa Calafati, no? Il martelletto, il coso, e io perdevo anche giorni di scuola, però mi è stato impresso. Dopo finito tutto ho trovato lavoro in cantiere della Manin, che era Giudecca, e diciamo che ho fatto un pochetto di lavoro col famoso Martin, che dicevano, sì, è la leggenda, però diciamo dopo è venuto l'avanguardia, hanno messo le gru, le gruette, però gli stretti si andava ancora con Martino, e ancora adesso mi viene, diciamo, quando vedo anche il libro, sono tutto impresso con quel libro là, perché non è facile, non è da tutti fare battipalo, perché è una grandissima mica, e te resta un'impronta alla cosa, perché è come una famiglia, diciamo, battipalo e fare le bricole, i portoni uguali, perché mi è stato impresso quando facevamo i puntini qua, le bricole, gli ormeggi, quando passavo con mia moglie i ragazzini, gli dicevo che bello questo, pagli di casata che sono pitturati, praticamente l'ho costruito anch'io quello. Ti dà un senso ma no sono bravo, ho fatto anch'io parte di quelle cose là, ecco, ti dà un'emozione. E il discorso anche del battipalo è come una famiglia, perché stai più tempo al lavoro, i colleghi che non è a casa, e anche noi, e le poche volte dicevo le ultime, si cantava anche noi, magari lì passavano i gondolieri, dai sono cookie, dagliene una, oh, quello e i vostri cani che ti dà, tre, perché i gondolieri non sono tanto facili da gestire. Vabbè, comunque mi fa piacere vedere tutti e è un pezzo di vita che me lo porto sempre io questo, perché vedere che è robe si fa tutto con macchine in Roma, perché Venezia è stata fatta così. Grazie a tutti. Luisa, vieni qua che ti ho dato anche il libro. No, metti